Walter Ferulli è direttore artistico Summertime Choir, un coro oramai famoso, tra l'altro un po' più che maggiorenne, che festeggia il 19 dicembre in un contesto particolare, in un modo anche particolare. Sì, festeggiamo un compleanno speciale perché 25 anni sono davvero un momento speciale da festeggiare, tra l'altro credo giustamente con tutta la città che ci ha ospitato in tutto questo periodo e che ci ha consentito di fare delle esperienze straordinarie, così come ci auguriamo sarà anche questo ennesimo evento che faremo al Palafabris appunto questo sabato il 19 dicembre e che speriamo sia una vera e propria festa per la città. Una festa, tra l'altro, con un occhio al sociale. Sì, come sempre ci piace cercare di rendere speciale il nostro cantare, così collaborando con vari enti, associazioni o fondazioni che si occupano di volontariato, un po' come facciamo in qualche modo noi, e quindi quest'anno abbiamo scelto il QAM e il QAM ha scelto noi, quindi è stata davvero un apprezzamento reciproco e ci piace moltissimo questa collaborazione perché il QAM a Padova è molto amato e capisco il perché, avendo conosciuto adesso chi si occupa delle opere benefiche del QAM, quindi siamo molto molto onorati di averlo con noi. Un coro davvero particolare, fatto di tantissime voci, perché ci sono tantissime persone, però perché sostanzialmente vi si dovrebbe venire a vedere? Allora, sicuramente la curiosità è quella che dobbiamo suscitare sempre in tutti, ma i Summertime sono il coro più... Non ho mai trovato il termine giusto perché dire il coro più anziano, poi sembra che all'interno del coro in realtà ci siano persone tutte come me, peraltro, over 40. In realtà è un coro giovanissimo, però esiste da 25 anni ed è stato il primo coro a nascere in Italia che ha dettato quindi una tendenza a tutti gli altri cori che sono nati successivamente e ci siamo anche accorti di questa tendenza perché spesso e volentieri abbiamo fatto spettacoli che poi sono stati riprodotti in qualche modo da altre realtà, tutte sempre molto belle, e peraltro anche perché all'interno dei Summertime sono nati tanti altri cori con persone che prima cantavano con noi, quindi è come se si fosse un po' frammentata una realtà dando vita a tante altre bellissime realtà. Quindi diciamo che ci piace dire che questo è l'originale e quindi una volta secondo me va visto. 44 elementi attualmente, anche 44 teste da mettere assieme, insomma funziona sempre o c'è qualche discussione? Allora, generalmente funziona, basta spiegare e far loro assorbire quello che è lo spirito di un coro. Nel coro si canta bene se nessuno prevale sull'altro e quindi se si parte da questa concezione si capisce già da subito che tentare di prevalere essendo solisti o accaparrandosi una parte di notorietà è una cosa che prima o poi porta a una direzione sbagliata, quindi ogni tanto capita ovviamente che qualcuno pretenda qualcosa di più, però io vedo che in questo momento in particolare la situazione è davvero bella, lo spirito di questo coro così mi dà energie, non me ne leva mai, continuano ad alimentare la mia passione.